Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Sarebbero diversi i temi da affrontare oggi, uso il condizionale perché non so se ce la facciamo. C'è la questione della finanza pubblica, dai debiti della pubblica amministrazione alla questione Tasi, alle novità annunciate dal governo per la lotta all'evasione, la tracciabilità totale, gli scontrini telematici, le fatture elettroniche e via dicendo, il 730 che arriverà a casa, qualcuno sospetta il tranello, e anche un provvedimento di cui si occupa Franco Becchi su Libero, che è stato fermato dal Quirinale perché c'erano delle norme a favore dell'amico di Renzi Farinetti, oltre al salvataggio degli enti agricoli che sono rimasti in vita nonostante la spending review e l'inutilità di determinati enti, o comunque il processo di riorganizzazione per risparmiare risorse pubbliche. Poi ci sono le nomine alla Consob, le mosse di Renzi e la nomina in particolare alla Consob di Anna Genovese, che è una donna che, scrive Gianni Barbacetto sul Fatto Economico di oggi, fa paura a Vegas. Il maestro della giurista indicata dal governo è Umberto Tombari, che è al centro di una rete di potere bancaria e politica a Firenze. Ma a proposito di banche e politica ci sarebbe da parlare anche dell'Argentina e dell'udienza a Washington per 53.000 italiani beffati dal crack del 2001, beffati fino a un certo punto perché avevano investito nei cosiddetti tango bond argentini. La presidenta Kirchner parla di estorsione, ma c'è anche un ricco capitolo di aggiornamenti sulla vicenda Mose, e poi c'è, non per curiosità morbosa o per stare dietro alla cronaca, ma perché si sta esercitando una questione fondamentale, cioè la giustizia e come funziona la giustizia in Italia, il caso di Yara Gambirasio in particolare, perché è quello che più ha a che fare con la ricerca del colpevole e quindi con l'esercizio della giustizia. Come ci si è arrivati e le osservazioni anche sparute per ora critiche sul fatto che siamo solo all'inizio, bisogna fare attenzione agli errori anche in presenza del famoso DNA, una prova regina che però deve affrontare l'aula, il processo, il contraddittorio, non solo in teoria si spera ma anche nei fatti, e questo ha a che fare con l'esercizio della giustizia che è un bene comune di massima grandezza per tutti. Poi ci sono alcune curiosità politiche, per esempio Italia Oggi ha fatto un'indagine sulla Campania, il nuovo territorio di Forza Italia, della Forza Italia berlusconiana, ma soprattutto il nuovo territorio della compagna, della fidanzata di Berlusconi, secondo Italia Oggi, perché Francesca Pascale avrebbe praticamente dominato la partita interna a Forza Italia, questo lo dice Italia Oggi, ma sono tanti gli argomenti, dicevamo. Intanto diamo uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con i temi della maturità, con i mondiali di calcio, con gli studenti di nuovo per la maturità alle prese con la prova di italiano, con le affermazioni dei magistrati sul caso di Yara Gambirasio, le accuse del pubblico ministero. Bossetti, l'uomo che si sospetta sia l'assassino, ha ucciso con sevizia e crudeltà. Ma c'è anche il magistrato Cantone, Authority Anticorruzione, che parla di trasparenza nelle società pubbliche, la trasparenza deve essere pari a quella degli enti locali, e poi ancora il Fini allenatore e Renzi che chiede ai suoi il rush finale sulle riforme. Questi gli argomenti di primo piano dell'agenzia ANSA, perlomeno in questo momento. Ma andiamo con ordine, partiamo dal caso di Yara Gambirasio e da quello che ci racconta oggi su Repubblica in prima pagina Paolo Berizzi a proposito del come si è arrivati a individuare il presunto colpevole. Il colloquio del giornalista di Repubblica è con quello che viene definito un super poliziotto, cioè uno degli inquirenti chiave nella vicenda. Me ne rendo conto, dice il super poliziotto, la domanda è: perché ci è voluto tutto questo tempo? E cercherò, per quanto posso, intuizioni e fallimenti compresi, di ripercorrere il giallo di Brembate entrando nei dettagli, perché la storia di Yara è stata la più brutta e complicata nella mia carriera di investigatore, dice questo super poliziotto, con il quale parla Paolo Berizzi di Repubblica, a due condizioni. La prima, la chiede lo stesso inquirente: scriva che faccio parte di un gruppo formato da squadra mobile di Bergamo, servizio centrale operativo del Ministero dell'Interno e polizia scientifica. Siamo partiti in 20, siamo rimasti in 10, anche quando sembrava che non si arrivasse al pallino, cosa di cui eravamo pure certi. Seconda condizione la pone il quotidiano La Repubblica:
Rompiamo il velo dei non detti nella ricostruzione delle indagini. Niente scaricabarile e niente burocratese sbirresco. Ora che ignoto uno ha un nome e un volto, Massimo Giuseppe Bossetti, incastrato dal DNA, è in carcere, accusato di omicidio aggravato, sequestro di persona, violenza sessuale, occultamento di cadavere, la gente, cioè l'opinione pubblica, i cittadini, in primis i genitori di Chiara, deve sapere come sono andate le cose il 26 novembre 2010 e da lì fino a 48 ore fa. Anche quelle che non hanno funzionato o hanno funzionato meno, anche quelle che hanno dilatato l'attesa e l'angoscia e sollevato polemiche, rabbia e sconcerto, perché un'indagine così complessa, vista da fuori, poteva apparire uno stallo, dice il poliziotto interpellato da Repubblica, e invece camminava pur con tutte le difficoltà e la fallibilità umana. Scena, settembre di 2 anni fa. Entriamo a casa Guerinoni a Gorno, racconta il super poliziotto, come lo chiama Repubblica. Immaginate l'atmosfera coi familiari di Giuseppe Benedetto, è il nome per esteso, che è l'autista morto 12 anni prima, che riscontri scientifici alla mano ci risulta essere il padre naturale del killer. Parentesi, diciamo che un delitto può essere perfetto anche perché per vari motivi si creano condizioni per cui indizi e prove, anche le più inaspettate, si perdono. A casa Guerinoni non è andata così. Da un cassetto saltano fuori foto sbiadite, cravatta, pettine, la vecchia patente, anche questa con foto sbiadita, che se fosse stata la patente moderna di oggi, addio francobollo, addio saliva. Non credevamo ai nostri occhi. Guerinoni ha fatto questo regalo alla scienza, ha leccato una marca da bollo. La nostra intuizione è stata quella. Una nostra biologa ha capito che dietro quel francobollo c'era la chiave per arrivare alla soluzione. Una svolta che dopo i riscontri della scientifica e dell'Università Tor Vergata ha convinto l'autorità giudiziaria, di intesa con la famiglia, a far riesumare la salma di Guerinoni per prelevare altro materiale biologico. Segnerei la patente come un punto di svolta, dice il super poliziotto. Già, scrive Berizzi su Repubblica, però poi ci sono voluti altri 2 anni per trovare il figlio illegittimo, il killer. Cosa non è successo da allora? Pensavamo a quel punto di chiudere il caso in 15 giorni, dice il poliziotto, e invece nelle ricerche della madre ci siamo imposti massima cautela, per quanto possibile anche delicatezza. Questo ha ritardato di sicuro i tempi, ma non potevamo fare in altro modo. Non solo se sbagliavi un passaggio dovevi ricominciare da capo, ma poi, ha presente cosa significa individuare 500 persone che 50 anni fa hanno avuto contatti non necessariamente carnali con un uomo che non c'è più? È stato un lavoro immane. Ricostruisci tutti gli indirizzi delle persone, quelli vecchi, segui i cambi di residenza, i trasferimenti, i certificati dell'INPS, le bollette della luce e del gas, la sequenza scolastica e professionale, amicizie, relazioni, intrecci. L'abbiamo fatto in decine di paesi e città, dalla Valle dei Guerinoni ai paesi delle zone dove sono avvenuti la scomparsa e il delitto di Chiara. In questo lavoro di ingrandimento ci siamo imbattuti nella difficoltà più grossa e forse più stupefacente. Origini meridionali, scrive Repubblica. L'investigatore dice che l'omertà non conosce latitudini ed è sorpreso. La vera anomalia di questa indagine, dice l'investigatore che parla con Repubblica, dal primo all'ultimo giorno è stata la mancanza di testimonianze, racconti e spunti attendibili. A parte il Bigoni, ex collega di Guerinoni, in 4 anni non c'è mai arrivata una dritta interessante, neanche anonima. Eppure l'assassino era lì in casa, sul territorio. Poi c'è un altro aspetto ancora più curioso. Non ricordo un'altra indagine di polizia dove ho trovato un muro di gomma così alto e spesso su storie di corna. Zero assoluto. Sembra incredibile, ma è così. Sono tradimenti di mezzo secolo fa, nessuno ha parlato. Ricostruire dopo 15 anni la vita di un uomo non è stata una passeggiata. Abbiamo fatto inviti continui alla popolazione, sia noi che i carabinieri. Chiamate i numeri verdi, muti. Pensare che tutte le indicazioni che venivano fuori da personaggi intervistati, anche dalla stampa più locale, quella dei paesini, le abbiamo verificate tutte. Un poliziotto, scrive Repubblica, è o dovrebbe essere un uomo di scienza e coscienza e onestà intellettuale. Gli scivoloni sono scivoloni, le sviste, le sottovalutazioni. Il nostro uomo non si sottrae. Leggo ora, dice l'investigatore, che il muratore Bossetti magari lavorava nel famoso cantiere di Mappello, osservazione legittima, ma lo voglio dire con chiarezza, il suo nome non era nella lista di quelli che lavoravano in quel cantiere, che pure è vicino a casa sua, né vi lavorava in nero, insomma da invisibile. Con le polizie internazionali, da quelle africane a quella polacca, li abbiamo individuati e verificati tutti i muratori passati da là, tutti i colleghi del povero Ficri.
L'errore, semmai, è stato un altro. I primi giorni ci si è concentrati esclusivamente sulla ricerca di Yara, tralasciando l'elettronica, traffici telefonici, telecamere. Non posso pensare che in quell'angolo della Bergamasca non vi fossero telecamere buone. Ci siamo un po' persi. Ogni pista che aprivi ti portava 50 strade diverse. Il furgone, la macchina, prima bianco, poi rossa. La verità è che non avevi né immagini né testimonianze solide. Quanto al marocchino Mohamed Fikri, è stato un errore dovuto alla precipitazione di chiudere subito il cerchio, che ha creato distonia nell'attività investigativa. Non lo dico perché è capitato ai carabinieri, poteva succedere anche a noi. Oltretutto l'intesa tra polizia e arma in questa indagine è stata esemplare. Bastava solo verificare la data di prenotazione del viaggio in nave. Ai detective insegni che prima raccogli gli indizi, poi cerchi di capire se si incastrano con la persona, non il contrario. Chi è Giuseppe Bossetti prima e dopo 1262 giorni da fantasma? Troviamo il cadavere di Yara, dice l'investigatore a Repubblica. Capiamo subito che si tratta di un killer solitario e che l'omicidio non ha niente a che vedere con un certo tipo di criminalità, sequestri a scopo estorsivo, eccetera. Killer solitario? Bravo lavoratore? Padre di famiglia? Tranquillo? Normale? Usciamo dalla retorica del campionario criminale. Classica persona apparentemente normale, certo, dice l'investigatore, con il quale parla Paolo Berizzi di Repubblica. Con alla base una devianza sessuale, tipico caso di femminicidio aggravato dall'età della vittima. L'aggressione sessuale per noi era scontata fin da subito. Bossetti ha commesso solo un grave errore, lasciare una goccia del suo sangue sui leggings di Yara. Poi, uscita la storia del figlio illegittimo, deve aver contato sul silenzio della madre, che pure in questa storia sembra una vittima. Credo che né lui né lei si siano ancora capacitati di come un'indagine scientifica possa risalire ai parenti di una persona morta molti anni fa. Dal DNA del ragazzo della discoteca Sabbie Mobili, Damiano Guerinoni, parente lontano di Giuseppe, abbiamo ricostruito tutta la sequenza maschile e alla fine abbiamo trovato ignoto 1. Forse non parla perché non si è ancora reso conto di come, passati 4 anni, siamo arrivati a beccarlo così. Questo super investigatore interpellato da Repubblica. Sul Fatto Quotidiano invece c'è l'opinione dell'avvocata Giulia Bongiorno. Siamo solo all'inizio, attenzione agli errori. Siamo ancora all'inizio. È vero, le indagini sono state capillari e sono durate a lungo, ma siamo sicuri che non siano stati commessi errori? E se poi tra qualche tempo si scoprirà che il colpevole non è lui, come la mettiamo? Dice Giulia Bongiorno, che, scrive Il Fatto, è forse l'avvocato più esperto di dibattimenti e di difese di questo genere. Sa benissimo che i processi indiziari si possono fare, ma che nelle aule di tribunale le battaglie sono molto dure per tutti. E così Bongiorno sorride al pensiero che il caso Yara sia davvero concluso. Trovato il mostro sbattuto in prima pagina, il DNA perfettamente compatibile, arrivederci e grazie. Ma sono teoremi, sostiene l'avvocato Bongiorno, e possono essere ribaltati. Questo dipende da molti fattori. Tutti fanno questa affermazione. C'è la prova schiacciante del DNA, osserva Giulia Bongiorno, in veste stavolta esclusivamente di avvocato e non di esponente politico. Siamo abituati a pensare, dice ancora l'avvocato Bongiorno, siamo abituati a pensare che si tratti, il DNA, di una prova certa e incontrovertibile, come una fotografia. Non è così, molto dipende dalla quantità di DNA che viene trovato e dalla procedura che viene eseguita per estrarre quello che tecnicamente si chiama il profilo genetico. E ciò che racconta oggi sulla Stampa di Torino, l'abbiamo letto in rassegna stampa, il genetista, il professor Novelli, dell'Università Tor Vergata di Roma, che proprio questo lavoro, che ha appena detto la Bongiorno, ha fatto. Se la quantità di DNA è poca, i risultati possono essere del tutto falsati. Non solo, estrarre il DNA non vuol dire dare un nome al colpevole, serve un'interpretazione. Non a caso, una volta trovate le tracce, l'accusa le legge in un modo, la difesa in un altro. La prova del DNA è utile, irrinunciabile, ma è solo un indizio. In moltissimi casi, anche di recente, sono stati accertati errori iniziali. C'è la tendenza ad accreditare il DNA e dopo anni si scopre che il colpevole non era quello. Per questo dico cautela, cautela, cautela. Quanto ai processi mediatici, tutti i media, dice Giulia Bongiorno, hanno già condannato Bossetti, perfino Alfano, ed è il primo di un politico criticato dai magistrati perché ha parlato troppo, di solito è rario. La procura invece è stata più garantista del ministro dell'Interno.
Secondo Giulia Bongiorno, l'indagato Bossetti ha molte possibilità. È stato colto all'improvviso, non aveva neanche un legale di fiducia. Ora sarà lui a decidere se vorrà rispondere con dichiarazioni o dati tecnici. Certo, difficilmente potrà sottrarsi a fornire una spiegazione. Se la prova scientifica reggesse, il panorama indiziario sarà significativo. Bisognerà rintracciare eventuali testimoni e analizzare il suo alibi. Ma se anche il suo alibi non reggesse, non significa automaticamente che è lui il colpevole. Siamo ancora all'inizio. Essere presente sulla scena di un delitto non vuol dire esserne l'autore materiale, dice Giulia Bongiorno al Fatto Quotidiano. Un'altra avvocata, Caterina Malavenda, espone il suo punto di vista invece sul Sole 24 Ore. Il DNA è una prova, ma da costruire in aula. Il presunto assassino di Chiara Gambirasio incastrato dal DNA. Dunque tutto finito, tutto chiarito dopo 4 lunghi anni, scrive l'avvocata Malavenda sul Sole 24 Ore di oggi. Ma l'iter processuale che porterà a dichiarare Bossetti colpevole, se così sarà, è in realtà appena iniziato. Nel processo penale, e più propriamente nella fase delle indagini preliminari, il DNA è un elemento di prova formatosi a seguito di prelievo di materiale biologico ritrovato sul luogo del delitto, messo a confronto con altro materiale biologico di comparazione. La coincidenza fra i due campioni può essere rilevante per individuare il soggetto da indagare o per rafforzare il quadro probatorio nei confronti di chi sia già indagato. La prova conferma che una certa persona in un certo momento potrebbe essere stata in quello stesso luogo, dal momento che ha lasciato una traccia della sua presenza. Stessa cosa anche per il discorso della cella telefonica. Quanto ampia sia la cellula per capire davvero dove era l'uomo, quanto precisa è l'ubicazione, in primo luogo, e in secondo luogo, se il killer si preoccupa di far sparire o di rendere irrintracciabile, non tracciabile, che non emetta il segnale, il telefonino di Iara, perché tiene attivo il suo? Fa anche una chiamata un'ora prima, a quanto pare, dell'omicidio, dopodiché il suo telefono non chiama e non riceve per un'intera notte, cosa anche possibile del resto, in linea di principio, ma soprattutto perché non fa altrettanto col suo e non lo fa scomparire? Comunque, tornando al DNA, le osservazioni dell'avvocato Malavenda. Il DNA e la coincidenza fra i campioni può dare la prova, o meglio, la conferma che una certa persona in un certo momento potrebbe essere stata in quello stesso luogo e ha lasciato traccia della propria presenza. Dall'esito favorevole per l'accusa di questo accertamento, però, non si può trarre alcuna ulteriore indicazione, perché il DNA potrebbe rimanere il solo indizio negativo, come tale non sufficiente per fondare una condanna. Non a caso, in questa fase, il codice parla di assicurazione delle fonti di prova a proposito dell'acquisizione di campioni, di accertamenti tecnici eventualmente non ripetibili, delle operazioni tecniche successive e di consulenza e dell'incarico conferito agli esperti. Si tratta di espressioni che denotano grande attenzione al valore che queste attività assumono nella fase delle indagini preliminari, quando il pubblico ministero deve cercare e acquisire anche elementi a favore dell'indagato, dice la legge, dice il codice. Dal processo di Garlasco a quello di Perugia, osserva l'avvocata Malavenda, la cronaca ha messo in evidenza quanto esami di questo genere possano essere importanti, ma anche quanto sia difficile per questa via arrivare a una soluzione condivisa e pacifica, che dica una parola definitiva su chi è innocente e chi non lo è. Sulla scorta del risultato positivo sul DNA dell'indagato, fatto che può essere in prima battuta anche il solo grave indizio di colpevolezza a suo carico, si può certo procedere nei suoi confronti anche con custodia cautelare, quando ce ne siano i presupposti, però, come tutti gli altri elementi di prova raccolti nel corso delle indagini, questo risultato, anche quando abbia un'altissima percentuale di affidabilità, non è certo sufficiente per definire colpevole l'indagato che non sia reo confesso. I giudici devono verificare la tenuta della prova e la sua compatibilità con tutte le altre, anche offerte dall'imputato, nelle varie fasi del procedimento e in particolare nel corso del pubblico dibattimento. Quando si tratta di acquisire dati che richiedano specifiche competenze tecnico-scientifiche, il codice prevede infatti che ogni parte nomini un proprio consulente e il giudice il proprio perito. Solo all'esito del loro esame in contraddittorio si formerà la prova da usare a favore o contro l'imputato e non sempre, come si sa, la prova del DNA è risolutiva. Così l'avvocata Giulia Bongiorno e poi l'avvocata Caterina Malavenda sul Sole 24 Ore, Malavenda su Il Fatto Quotidiano, Giulia Bongiorno. Poi
Chiudiamo con un altro paio di segnalazioni su questo caso e passiamo agli altri argomenti di strettissima attualità oggi. Una birra ghiacciata ti dà fastidio ai denti? Soffri di recessione gengivale e piccoli sanguinamenti? La parodontite, nota come piorrea, colpisce gran parte della popolazione. La prevenzione da sola rappresenta la soluzione più efficace ed economica. Fissa un appuntamento in Pentadent. Troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli. A Monza, Giussano, Sesto San Giovanni e in service a Paderno, Dugnano, Novate Milanese e Milano. Per informazioni 800 700 860 o vai su pentadent.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima. Oh, cazzo, è arrivato il tasso. Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il
A proposito di DNA, c'è da segnalare l'articolo sul giornale di oggi, a pagina 6, di Gianluca Grossi, che interloquisce con Ilaria Boschi, genetista forense dell'Università Cattolica di Roma, a proposito del fatto che l'Italia è l'unico paese europeo senza l'archivio dei DNA, i test sui geni decisivi per risolvere il caso di Yara, ma un database, un archivio, poteva accorciare i tempi. L'Unione Europea ha chiesto agli Stati di crearlo 9 anni fa. Quello italiano c'è, ma ancora non funziona. Andare più in fretta di così nell'indagine su Yara con i mezzi che abbiamo non sarebbe stato possibile, dice Ilaria Boschi, appunto genetista forense dell'Università Cattolica di Roma. Tantomeno pensare di procedere senza il coinvolgimento delle tante persone esaminate. Le cose sarebbero potute evolvere diversamente se fosse esistita una banca genetica con il profilo del DNA di tutti, di ogni abitante della Bergamasca, della Lombardia, dell'Italia intera. Ma come si sa, una schedatura genetica di ogni cittadino italiano non è mai stata fatta e allo stato delle cose non è prevista, perché di fatto, se anche fosse disponibile, prosegue la professoressa Boschi, creerebbe altri problemi, soprattutto di natura etica. Possedere la scheda del DNA di una persona significa in sostanza sapere tutto di lei, della sua famiglia, delle sue caratteristiche biologiche, della sua tendenza a sviluppare determinate malattie. Per ora, fortunatamente, è un discorso del tutto utopico, dice la genetista. Con la genetica non si scherza e non esistono protocolli tali da capire fin dove è lecito o no arrivare. Eppure ci sono già esperimenti di questo tipo in alcune parti del mondo. Gli Emirati Arabi sono stati il primo paese a prendere seriamente in considerazione l'idea di schedare geneticamente tutti i cittadini. Basta ricavare un po' di saliva da ognuno di essi per poi codificare singolarmente una specifica parte del genoma, una sorta di firma genetica diversa per ogni essere umano, da spedire al database del Ministero degli Interni. Sembra facile, non lo è. La privacy andrebbe a farsi benedire. Ne sanno qualcosa gli islandesi, che dopo una serie di analisi non solo genetiche si sono visti figurare fra gli archivi di una nota casa farmaceutica che gongola sapendo di poter giungere a importanti risultati in campo medico, violando però l'intimità di ignari individui. Ma in molti non sono stati a guardare e si sono rivolti alla Corte Suprema vincendo la causa. Più sottile è il discorso riferito al crimine. Da anni chi finisce in prigione viene schedato. Lo ha stabilito il Trattato di Prum nel 2005. In Inghilterra sono schedate 3 milioni di persone, in Francia 500.000. In Germania la schedatura di 500.000 criminali ha consentito di risolvere 18.000 delitti. Negli Stati Uniti i sospetti criminali vengono geneticamente registrati da 20 anni, compresi quelli che poi si dimostrano innocenti. Hanno iniziato gli agenti dell'FBI, la procedura ora è gestita da polizie anche locali. L'argomento è stato affrontato dal New York Times, che parla di consegne di DNA in cambio di patteggiamento della pena. Fanalino di coda l'Italia, che ha istituito la banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno, finalizzata all'archivio delle schede di condannati e indagati, non di tutta la popolazione ovviamente, ma le schedature non sono ancora partite. Se tutto va bene il servizio partirà l'anno prossimo. Potremmo andare avanti all'infinito, scrive il giornale, ma il caso di Yara è un mondo a sé. Di fatto, grazie all'analisi del DNA, oggi l'assassino della giovane ginnasta ha un nome. Un intricato caso giudiziario che con un archivio genetico globale si sarebbe potuto risolvere rapidamente, invece si è protratto per 3 anni. Dal momento in cui è stato rinvenuto sugli indumenti di Yara il DNA del presunto assassino, l'ormai famoso ignoto 1. Da qui si è passati a Damiano Guerinoni, frequentatore di discoteche, poi ai suoi 3 cugini e al loro padre Giuseppe Guerinoni, al 99,99% padre dell'omicida, deceduto nel 99. I passi successivi sono stati rocamboleschi, con il coinvolgimento di tutte le presunte persone venute a contatto con quest'ultimo, ex autista di autobus, puntando gli occhi soprattutto su ragazze madri. Alla fine si è arrivati a Esther Arzuffi, con un corredo genetico perfettamente assimilabile a quello della madre di ignoto 1. Il cerchio si chiude e con la scusa di un banale controllo del livello di alcol nel sangue viene fatta luce sull'assassino di Yara, scrive il giornale. Viene fatta luce, scrive il giornale, quello è l'assassino, però le modalità, la quantità di DNA, dice l'avvocata Bongiorno, la quantità di DNA, la procedura a cui è stato sottoposto, sono tutte a prova di bomba? Punto di domanda.
Chiudiamo con un riferimento invece all'altro caso, quello di Motta Visconti e di Lissi che stermina la famiglia. Su questo caso si è inserita una considerazione politica proveniente da un esponente del Partito Democratico, Stefano Pedica, il quale per un'atrocità simile, che non è mai accaduta, dice l'esponente del PD Pedica, per un'atrocità del genere bisogna dire sì alla pena di morte. Con una efferatezza da brivido, un padre sgozza i suoi figli e poi la moglie, va a vedere la partita e dopo aver confessato il delitto dichiara di volere il massimo della pena. Non esiste un massimo della pena per un simile atroce delitto. Soltanto l'applicazione della legge del taglione o la sedia elettrica, che in alcuni casi andrebbe applicata, dice l'esponente del PD Stefano Pedica. So che questa riflessione può far discutere, ma in questi casi occorre interrogarci se vale la pena far vivere simili bestie, dice l'esponente del Partito Democratico Stefano Pedica. Insieme a Duke Ellington e alla sua orchestra. Abbiamo ascoltato adesso Solitude, il pezzo precedente Just a Sitting and a Rocking. Ma vediamo di parlare di economia brevemente, perché ci sono alcune novità in vista, una che contraddice clamorosamente le promesse e gli impegni del Presidente del Consiglio di pagare totalmente i debiti della pubblica amministrazione nei confronti di società e soggetti e fornitori privati. Doveva essere già fatta sta cosa, dovrà essere fatta entro luglio, poi c'è la scommessa con Vespa entro settembre. Par di capire la sottosegretario Del Rio che se va bene ne parliamo l'anno prossimo. In ogni caso, sulla questione dei debiti della pubblica amministrazione arriva la messa in mora, per così dire, per i pagamenti troppo lenti dello Stato italiano, infrazione peraltro annunciata da tempo, che racconta oggi La Stampa in un articolino in taglio basso nella pagina economica, perché naturalmente questa non è una questione interessante. La messa in mora sarebbe dovuta decollare già in maggio, era stata sospesa per cautela elettorale. Simpatica questa espressione, c'erano le elezioni europee, non hanno messo in mora il governo Renzi. Salvo colpi di scena, la Commissione europea mostrerà un altro cartellino giallo all'Italia. Italia colpevole di aver violato la normativa europea secondo cui la pubblica amministrazione deve saldare i conti con i fornitori privati entro 30 giorni, 60 in casi particolari, quelli degli ospedali. I ripetuti richiami non sono serviti. Adesso l'Italia deve spiegarsi, adeguarsi o rischiare di vedersela con la Corte europea e le sue salate multe. Responsabile del dossier è il commissario all'industria Tajani di Forza Italia, in carica ancora per 12 giorni,
prima di passare al Parlamento europeo, dove lo attende probabilmente una poltrona da vicepresidente per i popolari europei. La lettera di messa in mora da parte di Bruxelles ai danni dell'Italia non dovrebbe riguardare i debiti pregressi, ma solo quelli contratti a partire dall'entrata in vigore della direttiva nel 2013. Nessuna sorpresa. Gli advisor di Bruxelles per l'Italia, ANCE, Associazione dei Costruttori, e Confartigianato, in più occasioni hanno denunciato la violazione della direttiva, con ritardi nei pagamenti dal 2013 a oggi, fino a 210 giorni per fattura. La media per i costruttori sarebbe di 146 giorni. Il governo contesta le cifre. Già ai primi di maggio il governo ha detto che si è intervenuti d'urgenza per completare il finanziamento per il pagamento dei debiti pregressi, ed è stato definito un quadro di norme che hanno il doppio scopo di impedire la formazione di nuovo debito e garantire ai creditori pagamenti entro i termini di legge. Stamane la Commissione europea dovrebbe esprimere un altro avviso, lasciando spazio a due possibilità. L'Italia può convincere Bruxelles di avere adottato le azioni necessarie, oppure ritrovarsi destinataria di un parere motivato, che è l'ultimo stadio prima del deferimento alla Corte di Giustizia. Cioè, questa storia del pagamento dei debiti alla pubblica amministrazione non è stata ancora risolta, questo è il punto fondamentale. Mentre della questione della Tasi si occupa oggi sul giornale, Tasi scaduta l'altro giorno, la prima tranche, si occupa su Il Giornale Francesco Forte, partendo dalla dichiarazione del premier Renzi, che ha detto agli industriali veneti che lui della Tasi non ci ha capito nulla. Eravamo abituati a ministri di sinistra che dicevano che le tasse sono belle, scrive Francesco Forte, ora abbiamo un capo del governo che dice che sono incomprensibili, il che è perfettamente vero, in particolare per la Tasi, ma lascia sconcertati perché si tratta di una tassa che lo stesso Renzi ha istituito nell'attuale versione con la legge numero 68 del 2 maggio 2014, generando per i comuni la possibilità di aumentarne le aliquote. Sempre Renzi, per evitare che prima delle europee tutti i comuni facessero pagare la nuova tassa, ha dato la scelta di fissare le aliquote in autunno, ma i comuni che avevano bisogno di farlo prima hanno pubblicato le aliquote poco prima del termine del pagamento, creando un ingorgo agli sportelli per versare le somme dovute, che ha comportato nuove proroghe parziali a fine giugno. Ci sono, data la fretta, rischi di errori e sembra che le sanzioni non verranno fatte pagare, quelle banali naturalmente, per gli errori banali. Se il Premier che ha combinato questo pasticcio dice di capirci poco, commenta Francesco Forte, cosa debbono pensare i contribuenti che debbono subire un tributo poco comprensibile? Anche prima di Renzi la Tasi era difficile da spiegare, salvo come vendetta politica contro Berlusconi, colpevole di aver condizionato la partecipazione al governo di coalizione con il PD presieduto da Enrico Letta all'abrogazione dell'IMU sulla prima casa, stabilita invece da Monti con effetti deleteri. La Tasi, infatti, nella versione originaria di Enrico Letta, era una finta tassa dovuta come corrispettivo di servizi dei comuni. In realtà è un'imposta basata sui valori catastali, esattamente come l'IMU, come abbiamo detto più volte anche in questa rubrica, sottolinea Francesco Forte, senza alcun collegamento con singoli servizi. Cade anche sulle prime case che non pagano l'IMU. Poiché la Tasi può essere dovuta sia dai proprietari sia da chi abita negli immobili, può gravare sugli abitanti delle prime case non come proprietari, ma come inquilini. Un doppione dell'IMU con altro nome, una foglia di fico per coprire la vergogna tributaria di tassare la prima casa, frutto del risparmio e garanzia preziosa in un periodo di redditi incerti e di disoccupazione crescente. Difficile da capire in termini di logica fiscale, facilissima da spiegare se si considera la fame di entrate dei comuni in gran parte gestiti dalle sinistre, con la demagogia a gravare sulle classi medie e medio-basse i costi dei loro apparati parapubblici e delle loro spese per i consensi. E così Renzi, che aveva bisogno della base elettorale dei sindaci per vincere le europee, ha aumentato di 0,8% il limite massimo del tetto alla pressione di IMU più Tasi. Lo ha portato all'11,4 per 1000, non per cento, con l'effetto di alzare di 0,8 anche il tetto alla Tasi sulla prima casa, che ora può essere del 3,3 per 1000 totale.
Ciò per consentire agli enti locali di ridurre discrezionalmente l'aliquota sulla abitazione principale per soggetti ai quali dare le detrazioni. Così i sindaci possono spennare meglio la massa elettorale dei piccoli possidenti senza scontentare i propri elettori. Il governo Renzi, conclude Francesco Forte oggi sul Giornale, ha assicurato che l'aumento di aliquote è legato al rispetto del principio di equivalenza, che vuol dire che per il complesso dei contribuenti prima casa il gettito nel singolo comune non può superare quello che ci sarebbe stato se a tutte le prime case fosse stata applicata la vecchia tasi del 2,5 per mille senza detrazioni. Ma per il resto dei contribuenti ora il comune può accrescere con rincari selettivi le sue entrate con aliquote di IMU più tasi all'11,4 per mille. Quindi il gettito può aumentare, l'esborso dei contribuenti può aumentare e nel 2015 il tetto non vale più. Questo modo di manovrare le imposte e le tasse, creando incertezze e ingorgo fiscale, viola le tre massime di Adam Smith, per cui le imposte devono essere semplici, certe e non costare al contribuente più di quel che incassi l'erario, che arriva ormai al 45% del prodotto interno lordo. Così Francesco Forte, mentre su Repubblica c'è una serie di novità sulle tasse, appunto, che il governo starebbe mettendo in campo. La prima novità è sulla fatturazione. Commercianti, grossisti e produttori saranno obbligati alla fatturazione elettronica delle proprie transazioni, obbligatorio anche il POS per la grande distribuzione. Poi gli scontrini. Gli scontrini saranno trasmessi per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che ne potrà riscontrare la congruità con il fatturato. Terzo, la lotteria. Il fisco starebbe studiando una lotteria per chi conserva lo scontrino fiscale. L'obiettivo è invogliare i contribuenti a chiedere appunto lo scontrino, la dimostrazione del pagamento. Non più blitz, ma tracciabilità totale è il nuovo proposito del governo. Il pagamento soft delle tasse dal quale non si può sfuggire. Il piano del governo per la lotta all'evasione 2.0, va di moda dire questa fesseria di questi tempi, è già pronto. Il decreto di attuazione della delega fiscale approvata dal Parlamento 3 mesi fa è addirittura d'arrivo. Il 30 giugno, ci racconta Repubblica, sarà presentato un documento con le linee guida dell'intera operazione, della operazione tracciabilità totale. La lotta all'evasione al centro dell'azione di governo, ha detto il ministro dell'economia Padoan, che ha detto anche che serve un nuovo approccio e ulteriori misure. Il tema resta caldo. Ieri Confesercenti ha dato voce a tutto il malessere fiscale della categoria e ha denunciato l'aumento del prelievo di 34 miliardi in 3 anni e la chiusura di 53.000 esercizi nei primi mesi dell'anno, nei primi 5 mesi di quest'anno. Per quanto riguarda gli interventi anti-evasione, si va dallo scontrino telematico, che comincerebbe ad essere obbligatorio almeno per la grande distribuzione, alla fatturazione elettronica, dall'affiancamento ai dispositivi elettronici chiamati POS, già obbligatori da fine mese per commercianti e liberi professionisti, all'introduzione della carta di pagamento per saldare il conto del medico o dell'avvocato. Il presupposto dell'operazione è il potenziamento delle banche dati e delle possibilità di incroci. Poi c'è la questione del 730 che arriverà a casa per 18 milioni di italiani materialmente, in teoria 35 milioni di contribuenti. Di questo si occupano sia Repubblica che il quotidiano Libero, che però con Antonio Castro mette in guardia, perché tra le promesse del presidente Renzi, questa della dichiarazione dei redditi precompilata che arriva a casa senza andare dal commercialista o ai CAF, è la più impegnativa, forse più ancora degli 80 euro al mese per chi guadagna meno di 26.000 euro lordi all'anno. Ma attenzione, scrive oggi Antonio Castro su Libero, l'idea non è solo di mandare a casa 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, il fisco conosce quasi tutto, la precompilata, non è solo di mandare a casa dei dipendenti pubblici la dichiarazione precompilata, né di farlo solo per i pensionati. L'idea è di estendere l'invio delle dichiarazioni dei redditi del 730, per la precisione, precompilato, a 35 milioni di lavoratori e anche di aziende private, sostanzialmente tutti quelli registrati in banca dati all'Agenzia delle Entrate.
Sarà proprio l'Agenzia delle Entrate a gestire la massa monumentale di dichiarazioni. All'agenzia è appena sbarcata al posto di Attilio Befera Rossella Orlandi, ex allieva di Vincenzo Visco e considerata fedelissima di Renzi. Attenzione però, scrive Libero, secondo il giornale di Confindustria Il Sole 24 Ore, che ha anticipato questa idea ieri, al singolo contribuente arriverà una dichiarazione precompilata comprensiva anche delle deduzioni e delle detrazioni per le spese sanitarie, previdenziali, assicurative, gli sconti mutui, le ristrutturazioni, eccetera. Se il cittadino destinatario della dichiarazione precompilata riterrà congruo il conteggio effettuato a suo nome, potrà dare ok e avallare la validità del conteggio e ottenere in cambio una sorta di scudo fiscale che lo proteggerà da eventuali errori. L'enormità di questa novità nei rapporti tra fisco e contribuenti dove sta, secondo Antonio Castro su Libero? Sta nella massa di dati che l'Agenzia delle Entrate tratterà per arrivare a calcolare le deduzioni e le detrazioni, considerando anche lo sconto ex post per l'acquisto di farmaci. Verranno messi in diretta comunicazione le 18.000 farmacie italiane e quindi, grazie allo scontrino parlante, quello che il farmacista rilascia all'acquisto di farmaci e parafarmaci col codice fiscale, troveremo in dichiarazione anche le detrazioni per le spese sostenute. La notizia sarebbe esclusivo appannaggio di commercialisti, consulenti del lavoro e esperti fiscali, se non fosse che l'operazione 730 per tutti trasferisce all'Agenzia delle Entrate la facoltà di determinare l'importo degli eventuali rimborsi e di controllare direttamente la leva delle erogazioni, magari tramite il datore di lavoro, sostituto di imposta o l'ente previdenziale. Il principio del previsto vantaggio per il contribuente con lo scudo che poi lo protegge da ulteriori controlli, per chi accetta naturalmente i calcoli dell'agenzia, questo principio fa sorgere un sospetto, il sospetto che l'operazione 730 nasconda una profonda rivisitazione di tutte le detrazioni e deduzioni, cioè in pratica entrate al fisco, fiscali, arriveranno anche da lì, da questa operazione, diminuiranno le detrazioni e deduzioni. La famosa tax expenditure, cioè la revisione di questo insieme delle detrazioni e deduzioni fatta dal sottosegretario Vieri Ceriani, 260 miliardi di sconti e bonus con conseguente perdita di incasso per l'erario, andrà rivista e probabilmente si coglierà l'occasione del 730 per tagliare le agevolazioni finora concesse. Da qui potrebbero spuntare quei 20 miliardi necessari per il lancio del quoziente familiare, promesso anche questo da Renzi, cioè una serie di sconti nelle tasse personali proporzionali all'allargarsi del nucleo familiare, che dovrebbe ricalcare il modello virtuoso francese che ha rilanciato la natalità oltralpe. Insomma, più si è in famiglia, meno si paga, dividendo il reddito del nucleo per i componenti familiari, dove si trovano i soldi dalla riduzione di deduzioni e detrazioni fiscali attraverso il 730 precompilato che arriverà a casa. Occhio agli sgravi, suggerisce Libero. Sempre da Libero, insieme in tema di provvedimenti governativi, c'è Franco Bechis che si occupa di un dettaglio, diciamo così, nel decreto legge sulla pubblica amministrazione approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, venerdì 13 giugno, qualcuno ha fatto arrivare al Quirinale una bozza originaria di questo decreto, un testo monstre di 123 articoli, 98 pagine. Il plico arrivato di mattina sul Colle, prima che si riunisse il Consiglio dei Ministri, portava scritto 12 giugno 2014, ore 24, e un bigliettino a mano per il Presidente della Repubblica da parte di un membro del governo che segnalava gli articoli 105 e 110 con una battuta di accompagnamento. Questa parte è il cosiddetto decreto Itali, scritto da Oscar Farinetti. Il testo segnalato al Quirinale è comunque approdato in Consiglio dei Ministri e nessuno ha osato sollevare opposizione, dubbi, ma il misterioso messaggero ha sortito l'effetto voluto, racconta Bechis. In pratica qualcuno ha avvertito il Quirinale che nel decreto pubblica amministrazione varato dal governo venerdì scorso si voleva inserire una norma per favorire Oscar Farinetti. I tecnici del Quirinale hanno dato un'occhiata e hanno cancellato buona parte del testo voluto da Renzi.
il Presidente della Repubblica ha informato Renzi che la sua firma non poteva essere messa sotto un testo omnibus di quella portata, con parti troppo diverse tra loro e perplessità anche su alcune singole norme. In pratica il Premier aveva inserito interventi su vino e mozzarella a favore dell'amico fondatore di Italy, il Presidente della Repubblica si è infuriato e Palazzo Chigi è stato costretto a fare retromarcia. Il Quirinale ha detto non firmo il decreto con le norme Farinetti. Si sono salvati invece gli enti agricoli, lo racconta Italia Oggi, nel decreto agricoltura varato dal Consiglio dei Ministri, sanzioni per chi coltiva organismi geneticamente modificati, ma ancora in salvo gli enti agricoli. Salta la sforbiciata ai consigli di amministrazione e ai costi delle cariche dirigenziali degli organismi che si occupano di agricoltura. Vi segnalo infine, a proposito di economia, finanza e governo, l'articolo di Gianni Barbacetto sul Fatto Economico di oggi, pagina 11 del Fatto Quotidiano, sulla nomina di Anna Genovese a nuovo commissario Consob. 49 anni, dal 2004 insegna diritto commerciale all'Università di Verona, prima era professore associato e ricercatore all'Università di Catanzaro. Non fa parte del mondo tremontiano da cui provengono l'attuale numero 1 della Consob, il presidente Giuseppe Vegas, e i fedelissimi che Vegas ha chiamato in Consob. Resta comunque la regola esplicitata dal professor Marco Onado, secondo cui Vegas al Ministero dell'Economia era sottosegretario di Tremonti. Quando è stato nominato in Consob si è sempre attorniato di persone con un unico merito, non aver mai avuto alcun rapporto diretto con il mercato, e questa è una critica. La professoressa Genovese, nominata da Renzi in Consob, sembrerebbe più adatta all'antitrust, perché studia pratiche commerciali scorrette e non si è mai occupata di finanza e mercati. Ma cosa conta la competenza, visto che al garante della privacy è stato nominato un dermatologo? La domanda resta: in che modo è stata scelta Anna Genovese dal governo Renzi come commissario Consob? Il viaggio da Verona a Roma passa per Firenze, perché qui c'è lo studio del maestro neocommissaria Consob, l'attuale professore Umberto Tombari, il docente di diritto commerciale che ha messo in cattedra Anna Genovese, neonominata commissario Consob dal governo Renzi. E Tombari, il padrino, diciamo così, in senso buono della Genovese, Tombari è amico di Matteo Renzi. Presso il suo studio ha lavorato, fresca di laurea, anche Maria Elena Boschi, oggi ministra delle riforme. Corsi d'Angelo e Associati è uno dei più prestigiosi tra gli studi in riva all'Arno, è lo studio Tombari Corsi d'Angelo e Associati. Umberto Tombari è il professore docente di diritto commerciale che ha dato la cattedra ad Anna Genovese, è amico di Renzi e presso di lui ha studiato anche la ministra Boschi. Anna Genovese è stata appena nominata commissario Consob. Lo studio del professor Tombari con Corsi d'Angelo e Associati è uno dei più prestigiosi a Firenze. Il suo dominus, il professor Umberto Tombari, avvocato, è al centro di una rete di potere che da Firenze arriva a Roma. Tombari è avvocato civilista molto stimato, ma anche presidente di Firenze Mobilità, che è una società controllata dal comune dove era sindaco Renzi. È presidente anche della SICI, Sviluppo Imprese Centro Italia, partecipata da Monte dei Paschi, Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di San Miniato. Inoltre ancora il professor Tombari è componente del comitato di indirizzo dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze, che era stato anche il luogo dove era stato nominato l'intimo di Renzi, Marco Carrai. E ancora ha fatto parte il professor Tombari dei consigli di amministrazione dei CDA, oltre a essere componente del comitato di indirizzo della Cassa di Risparmio di Firenze, è stato consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nonché, lo è ancora, anche in questo caso, consigliere indipendente della casa di moda Ferragamo e consigliere indipendente di Prelio Spirelli. Insomma, i Mastrapasqua continuano a prosperare perché tante cadreghe, tante poltrone per una stessa persona non sono affatto un'eccezione, come nel caso di questo professor Tombari, avvocato, stimatissimo a Firenze, amico di Renzi,
che ha dato la cattedra alla dottoressa Anna Genovese, appena nominata commissario Consob dal governo Renzi. L'altro socio fondatore dello studio Tombari Corsi d'Angelo si chiama appunto Francesco Corsi. Ha fatto parte dei consigli di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze e della fondiaria SAI di Salvatore Ligresti prima del disastro. La figlioccia di Tombari è cresciuta in questa rete. La figlioccia di Tombari è Anna Genovese, neonominata alla Consob dal governo Renzi. Anna Genovese è sempre presente a ogni congresso a cui partecipa il suo maestro, il professor avvocato Tombari. Fa parte con lui dell'associazione Orizzonti del diritto commerciale e ora porta a Roma, grazie alle quote rosa, l'aria che ha respirato a Firenze e a Verona, perché viene appunto da ultimo da Verona, insegna diritto commerciale all'Università di Verona dopo essere stata professore associato e ricercatore all'Università di Catanzaro e adesso nominata da Renzi Consob. Troverà una Consob in trasformazione. Il presidente del Consiglio Renzi ha promesso che la commissione tornerà ad avere 5 componenti. Per cercare di mettere fine al potere monarchico del presidente Vegas, che ha sempre imposto di fatto le sue decisioni nella commissione a 3, con Paolo Troiano e Michele Pezzinga, Renzi ha detto appunto che si cambia, si tornerà ad avere 5 membri, non più 3. Le carte dell'indagine aperta a Milano dal pubblico ministero Orsi sulla fusione Fonsai permettono inoltre di ricostruire, momento per momento, il metodo Vegas. Non ci sono solo le votazioni, quando il Presidente impone la sua volontà in commissione grazie alla frequente astensione di uno dei componenti e al peso del suo voto che vale doppio. È tutta la trafila burocratica e il peso della struttura della Consob, costruita su misura da Vegas, che indirizza le decisioni, rallenta, depista e in alcuni casi impedisce l'acquisizione di informazioni da parte dei commissari. Il contesto è quello del grande affare della fusione Unipol-Fonsai, apparentemente trasversale, voluta anche da Mediobanca, che mette insieme il mondo di Unipol, assicurazione delle cooperative rosse, con la galassia Ligresti. Un'operazione Unipol-Fonsai che secondo la Consob di Vegas si deve fare a tutti i costi. Il protagonista principale di questa partita è il direttore generale Consob Gaetano Caputi, voluto da Vegas e chiamato direttamente dal Ministero dell'Economia di Tremonti. Caputi coordina strettamente gli uffici che lavorano alla fusione Unipol-Fonsai, quello di Angelo Apponi, che si occupa della corretta appostazione in bilancio dei valori contabili, e quello di Marcello Minenna, che calcola il valore dei titoli strutturati in pancia a Unipol. Tra i due nascono forti tensioni, ma è Caputi ad aprire e a chiudere a piacimento il rubinetto delle informazioni verso i 2 commissari Consob, oltre al presidente. Sono 3 i commissari in tutto, presidente e 2 commissari. Già dopo un mese dall'inizio delle analisi sulla fusione Unipol-Fonsai, cominciano a emergere i primi problemi sul portafoglio dei titoli strutturati di Unipol. Riguardano un unico titolo, enormemente sopravvalutato, ma Caputi esige che Minenna analizzi tutti i 358 titoli posseduti da Unipol uno per uno, un lavoro che avrebbe bisogno di tempi biblici e sarebbe terminato soltanto quando la fusione si sarebbe già realizzata. A giochi fatti, a giugno 2013 l'IVAS, che è l'autority che vigila sulle compagnie assicurative, chiede informazioni. Si stanno fondendo 2 big, Unipol e Fonsai di Ligresti. Vegas e Caputi fanno melina e decidono, senza consultare i commissari, che le analisi sono parziali e incomplete. E così IVAS, l'autority di controllo del settore assicurativo, non ottiene alcuna collaborazione e delibera sulla fusione senza avere informazioni chiave. Eppure Minenna, che è uno dei 2 incaricati appunto da Vegas di seguire insieme a Caputi, il direttore generale, o meglio, è Caputi il direttore generale che coordina gli uffici che lavorano alla fusione Unipol-Fonsai, guidati da Apponi e Minenna. L'IVAS non ottiene collaborazione, eppure Minenna già a giugno 2013 aveva raggiunto risultati solidi, perché riguardavano l'8% del controvalore nominale del portafoglio titoli di Unipol. Il restante 20% era costituito da posizioni ancora da esaminare ma di scarsa criticità. Insomma, il lavoro di valutazione corretta delle 2 parti era stato fatto, ma non è stato messo a disposizione né della Consob
né dell'autorità di controllo delle assicurazioni. Anche la Procura di Milano sta attendendo l'esito delle analisi sui titoli strutturati e invia richieste di sollecito a Consob. Caputi le intercetta e le filtra. Anche in questo caso si fa melina. Fare Unipol Fonsai si deve fare. Pezzinga chiede che i commissari siano informati, è uno dei due commissari Consob. Non essendovi alcuna decisione da assumere in ordine al suo invio, la nota in oggetto è stata predisposta dalla scrivente sulla base delle operazioni ricevute dalle divisioni operative e trasmessa a firma del Presidente. Così gli risponde, in burocratese, l'avvocato Salvatore Providenti, responsabile consulenza legale della Consob. La struttura Consob, in sostanza, racconta Gianni Barbascetto sul Fatto Quotidiano, impedisce ai commissari l'accesso alle informazioni. Dopo mesi di richieste vane, dicembre 2013, i due commissari devono valutare una enorme mole di informazioni, tra queste le relazioni contrapposte di Apponi, per le quali non c'è nessun problema nella fusione Unipol-Fonsai, e Minenna, che invece stima che i titoli strutturati Unipol siano stati sopravvalutati di 600 milioni. Queste questioni di valutazione dei relativi patrimoni sono chiave in caso di fusione, ovviamente. Si sa com'è finita. Troiano, uno dei due commissari Consob, si astiene. Pezzinga, che già da tempo si era studiato la documentazione, rimane da solo a mettere in discussione i bilanci Unipol e vince comunque Vegas perché sui 3 il suo voto vale 2. Basterà a Anna Genovese a riportare la Consob al suo ruolo? Si domanda a questo punto Gianni Barbacetto. My heart is heavy as lead.
Allora, per dovere di cronaca, e apriamo il capitolo Mose in questo caso, le indagini sul Mose, c'è da registrare l'intervista, è la prima che mi risulti, a Claudia Minutillo, l'ex segretaria di Galan, descritta come uno dei personaggi chiave dell'indagine sul Mose. Minimizza sostanzialmente in questa intervista in prima pagina oggi su Repubblica a Fabio Tonacci, l'ex assistente di Giancarlo Galan, divenuta anche imprenditrice per una delle società chiave del Mose, la Mantovani di Pier Giorgio Baita. Avevo potere solo perché Galan mi usava come filtro, racconta la donna. Dovevano tutti passare da me per avere un appuntamento. Fino al 2005 sono sempre stata accanto a lui. Lavoravo 18 ore al giorno. Galan è accusato di avere spremuto e il consorzio Venezia Nuova per ottenere milioni di euro e la ristrutturazione della casa. Lei lo sapeva? Chiede l'intervistatore. Risposta dell'ex segretaria di Galan. Poco prima di andarmene mi ero accorta di un certo andazzo, ma non posso entrare nei dettagli, c'è un'indagine in corso. Ho conosciuto Galan nel 94, Forza Italia. Credevo nel progetto di Berlusconi, sono stata la sua segretaria fino al 2005, quando la moglie, Sandra Persegato, ha chiesto di allontanarmi. Non sopportava che fossi io a decidere l'agenda del marito. Eppure dopo poco, dice l'intervistatore, si ritrova amministratrice, lei, la Minutillo, di Adria Infrastrutture del gruppo Mantovani e si ritrova anche nel consiglio della Pedemontana Veneta. Fu Baita a cercarmi, racconta la donna. La Mantovani mi pagava molto bene perché mi occupavo di progetti importanti e perché avevo un'ottima rete di relazioni. Domanda: quando si è accorta del sistema delle sovraffatturazioni con cui a Baita rimediava denaro liquido da girare a politici e amministratori? Subito, risponde Minutillo, era lui stesso a parlarmene. Giravano tanti nomi di beneficiari, ma di Galan e di Renato Chisso, l'ex assessore alle infrastrutture della regione, ne ho la certezza, dice Minutillo. In un'intercettazione telefonica si sente la Minutillo dire all'assessore Chisso: alza il culo e vieni qua. Lo comandava a bacchetta? Domanda Tonacci. È una frase che è stata fraintesa, risponde Minutillo. Tra noi c'era un rapporto di confidenza, avevo un modo molto diretto di parlare con lui. Lei ha parlato durante un interrogatorio di somme per Gianni Letta e Giulio Tremonti. Vuole spiegare meglio? Chiede ancora Fabio Tonacci per Repubblica. Era Baita, risponde l'ex segretaria di Galan, che mi faceva capire che c'erano soldi che finivano a qualcuno a Roma. Però era tutto un sottinteso. Ai magistrati Minutillo ha raccontato anche di una cena a casa di Niccolò Ghedini nel 2004, l'avvocato di Berlusconi e parlamentare, in cui William Colombelli della BMC di San Marino avrebbe parlato apertamente del meccanismo delle sovraffatturazioni per finanziare la politica. Ghedini la definisce una millantatrice, la Minutillo. Non ho fotografie né registrazioni, dice la Minutillo stessa, ma sono convinta di quel che dico. Mi ricordo anche che Ghedini suggerì di non usare quella società, la BMC di San Marino, per le cose ufficiali della regione, perché avrebbe potuto richiamare attenzione. È mai stata, chiede Repubblica, nella sede di San Marino della BMC di William Colombelli, la cartiera delle fatture false, come la definiscono i PM? Sì, risponde Minutillo. Aveva un ufficio piccolo con 2 stanze, 2 segretari e una fotocopiatrice. Con Adria Infrastrutture, di cui ero amministratrice, c'è stato uno scambio di 3 o 4 fatture false per 1.800.000 euro, non tutte firmate da me. A volte Baita pressava per fare contratti urgenti, perché qualcuno doveva incontrarsi con personaggi importanti a Roma. Dopodiché il 28 febbraio dell'anno scorso Claudia Minutillo finisce in carcere. E fu una liberazione, dice la donna a Repubblica. Sapevamo da tempo di essere indagati, ce l'aveva detto Baita, spiegandoci che stava cercando di intervenire attraverso Mirko Voltazza, imprenditore padovano. Perché non me ne sono andata prima? Non ne ho avuto la forza, è stato uno sbaglio e lo ammetto. Siamo immersi in un sistema di corruttela troppo strutturato, troppo consolidato nella pubblica amministrazione e nella magistratura, nella Corte dei Conti e nei tribunali amministrativi, fino anche al Consiglio di Stato. Ovunque funziona così, dice Minutillo a Repubblica. Se vuoi lavori pubblici, devi fare queste cose. Tant'è che i ricorsi delle gare per gli appalti li vinceva chi pagava di più.
Eravamo convinti che quello fosse l'unico sistema possibile, che non si potesse fare diversamente. Solo quando hanno arrestato abbiamo capito la gravità delle nostre azioni. Io, Baita, Chisso, Buson, Mazzacurati e gli altri. Solo dopo l'arresto avete capito, dice l'intervistatore. Sembra una giustificazione un po' debole. Il sistema, risponde Minutillo, le mazzette, le buste coi soldi ci sembravano una cosa normale. Come fa a dire una cosa del genere, chiede ancora Tonacci. La Tangentopoli del 92 se la ricorda? Tutti dicevano, risponde Minutillo, che da allora erano cambiati i metodi, ma la corruzione nei lavori pubblici era rimasta la stessa e nessuno avrebbe mai scardinato niente. Ci sentivamo un po' onnipotenti, eravamo convinti di poter vincere tutte le commesse. Fino a che punto è arrivata la corruzione in questo settore? Anche a livello sovranazionale, nelle istituzioni europee. Non mi sento né vittima né carnefice, conclude Claudia Minutillo in questa intervista a Repubblica, sono uno dei tanti ingranaggi, ritengo di essere stata molto usata. Ora mi dedico a un nuovo progetto che non ha niente a che vedere coi lavori pubblici, sto collaborando coi magistrati per far emergere tutto il marcio. E ora, sentite la conclusione dell'intervista, e ora voto Matteo Renzi, non l'avrei mai detto. La terza vita di Claudia Minutillo, scrive Fabio Tonacci, concludendo la sua intervista alla neo-renziana ex segretaria di Galan. Intanto sulle tangenti venete si stringe il cerchio intorno al PD secondo Giacomo Amadori su Libero. I pubblici ministeri vogliono sentire Zoggia, Davide Zoggia, ex responsabile organizzativo del PD sotto Bersani, già presidente della provincia di Vicenza e poi parlamentare del Partito Democratico. Per capire il sistema clientelare e di finanziamento del PD, scrive Giacomo Amadori, basta andare nel paese del boss Maniero sul Brenta. Altra inchiesta in arrivo? Punto di domanda, scrive Libero, cioè l'inchiesta nell'inchiesta per quanto concerne gli interessi e i quattrini dal consorzio e dai fondi pubblici al Partito Democratico. Di Mose parla anche il Fatto Quotidiano, è pronta un'altra torta, scrive il Fatto, la Corte di Mazzacurati si stava già occupando di un altro affare, l'iter per la nuova piattaforma offshore di 2000 metri quadri, ha approvato un progetto da 3 miliardi di euro, quello per il porto offshore. Dopo il Mose era l'altro affare, la grande opera Prossima Avventura a Venezia, una piattaforma di 2000 metri quadrati da costruire in mare, 12 chilometri dalle rive Lido, dove convogliare petroliere e navi merci. Un progetto avviato nel 2010, al momento ancora sulla carta, ma già approvato e in parte finanziato, previsione di spesa iniziale 3 miliardi, il Mose, per capirci, doveva costarne poco più di 1 e poi è lievitato a 5 miliardi e 600 milioni. La torta da spartire anche per il porto offshore è notevole ed era stata quantificata proprio dagli uomini della cricca. Il primo progetto presentato è firmato dalle società Mantovani e Tetis, in pratica i signori del Mose, Baita e Mazzacurati, scrive sul Fatto Quotidiano Antonio Massari insieme a Davide Vecchi. Il primo è stato arrestato nel luglio 2013, il secondo invece 2 settimane fa, insieme a Maria Giovanni Piva e Patrizio Cuccioletta, magistrati alle Acque, che si sono avvicendati sulla poltrona appunto di presidente della magistratura alle Acque, figura chiave per tutto ciò che si muove a Venezia, perché il magistrato alle Acque riceve i fondi dello Stato e poi stabilisce a chi e come assegnarli. Scorrendo gli atti di approvazione del progetto del porto offshore si scopre che sono stati approvati proprio da Piva e Cuccioletta, i 2 magistrati coinvolti nell'inchiesta Mose. Mentre firmavano gli atti a favore di Mantovani, ricevevano dal dominus della cricca Mazzacurati uno stipendio di 400.000 euro più altri benefit. E poi ci sono anche le sponsorizzazioni fatte dal Consorzio Venezia Nuova sui libri, da Riotta a Valerio Massimo Manfredi, tutti i libri pagati dal Consorzio. 1 milione anche alla casa di produzione cinematografica del figlio di Mazzacurati, il regista recentemente morto. E il capo ufficio stampa Flavia Faccioli costava 300.000 euro all'anno. Anche Gianni Riotta è stato finanziato dal Consorzio Venezia Nuova. La collana del Consorzio Venezia Nuova Libri per Venezia nel 1994 pubblica Ombra, scritto da Gianni Riotta,
ex direttore del Sole 24 Ore, del TG1, ex collega al Manifesto di Franco Miracco, che poi sarebbe il capo ufficio stampa dello stesso consorzio Venezia Nuova. Nel 99 viene pubblicato, anzi sponsorizzato, pubblicato Andava nell'acqua crescendo, origine delle cose di Venezia, libro di immagini e ritrovamenti archeologici, autori vari, costo 82.400.000 lire, pazzesco. Nel 2000 il consorzio Venezia Nuova spende 25 milioni per il libro More, libere associazioni veneziane di Antonio Alberto Semi. Poi arriva Flavia Faccioli, la capo ufficio stampa, e l'editore di riferimento diventa Marsiglio, che pubblica anche Valerio Massimo Manfredi, archeologo e conduttore di una trasmissione sulla 7, che riceve 17.000 euro. Nel 2002 Marsiglio pubblica ancora altri libri di autori vari e poi ne abbiamo diverse di sponsorizzazioni. I nomi che spiccano però sono quelli di Riotta e Valerio Massimo Manfredi. Infine, sempre dal Fatto Quotidiano, c'è l'articolo dedicato all'incesto da 26 milioni di euro fra il Mose e l'ANAS con favori reciproci. Ciucci, numero 1 dell'ANAS, società che si occupa delle strade, che assume nella società pubblica all'ANAS il funzionario che da Venezia affidava collaudi milionari ai dirigenti dell'ANAS stesso. Io do un bel collaudo del Mose a te e tu dai un bel incarico all'ANAS a me, tanto paga pantalone. Nel pentolone veneziano c'è anche il rapporto stretto tra il magistrato delle acque di Venezia, che avrebbe dovuto seguire la costruzione del Mose, e il vertice dell'azienda delle strade pubbliche, a cominciare dal suo numero 1, Pietro Ciucci, il quale, avendo deciso all'improvviso di nominare un terzo componente dell'ufficio che tratta i contenziosi per milioni di euro con le varie aziende, l'importantissima unità di riserva ANAS, a pescarlo a Venezia, affidando l'incarico proprio all'ex magistrato alle acque Ciriaco D'Alessio, un pensionato, un dirigente ministeriale con un curriculum movimentato, arrestato ai tempi di Tangentopoli, poi rilanciato al vertice delle infrastrutture fino al Mose. Quando era ancora nel pieno della sua attività a Venezia, tra novembre 2011 e marzo di un anno fa, D'Alessio aveva affidato numerosi e lucrosi incarichi di collaudo proprio per il Mose a Ciucci e ai suoi collaboratori più stretti. L'incesto da 26 milioni di euro, che sono più delle tangenti finora calcolate per la storia Mose, se non sbaglio. In ogni caso, l'incesto è fra Mose e ANAS. Ciucci, numero 1 dell'ANAS, assume nella società l'ANAS il funzionario che da Venezia affidava collaudi milionari ai dirigenti della stessa ANAS. Ma sul Mose c'è anche l'articolo di Paolo Bracalini sul Giornale. La cricca democratica tira in ballo anche Massimo D'Alema. In un'intercettazione, Savioli del consorzio Venezia Nuova, l'uomo delle cooperative rosse, e l'ex consigliere e tesoriere del PD Marchese puntano agli appalti per il nuovo ospedale di Padova. Spunta il nome di Massimo D'Alema. L'opera in laguna c'è grazie a Massimo, rivela il faccendiere Savioli. Nelle carte anche la cena con Mazzacurati e l'ex sindaco di Padova Zanonato. Questo per quanto riguarda il Mose, e con ciò noi siamo arrivati alla chiusura. Buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Paolo, ho trovato la